Della c'è la sorgente, che poi serve due canali. Noi... Non è Rocco Papaleo dalla voce, uno potrebbe pensare a questo tono malinconico, ma è Lucano? No, napoletano. No. Napoletano. Ecco, napoletano, buongiorno a tutti, siamo in edizione straordinaria la domenica mattina, quando chiaramente sono in viaggio, sono tornato, finalmente posso dire di aver già passato 3 notti fuori porta, perché diciamo le 2 notti o la notte sono capitate anche questo anno e mezzo. Diciamo questi alberghi che sono riusciti ad aprire, a tenere la fiammella appunto accesa, e anche qualche ristorante, e adesso diciamo superata la terza notte diciamo che siamo tornati, posso dire almeno per quanto mi concerne, adesso tornato un po' alla vita precedente, magari qualche miglioramento ci si augura, e quindi mi auguro che sia così anche alle Trabe, sì. con Marco Rispo. Un po' si sta ritornando verso la normalità, diciamo così. Almeno per il ristorante. Ecco, il ristorante. Se il ristorante funziona, va bene, le persone hanno voglia di uscire, di frequentare, di muoversi. E poi tutta la parte eventi ricomincerà dal 15 giugno. Così. Quindi manca ancora qualche giorno per questo discorso che invece è rimasto fermo, non so se l'anno scorso... È ancora in divenire, però penso che dal 15 ci sia un po' la possibilità di fare un po' tutto. Diciamo anche così. Perché da queste parti siamo praticamente a Capaccio, quindi Pestum, e in queste zone qua, come dire, non si parla solo di matrimonio, si parla di più matrimoni contemporaneamente. Devo dire, la prima volta che sono venuto, quando arrivò la stella Michelin, questo ristorante Le Trave, mi ricordo ero alloggiato al Savoy, e mi ricordo che c'era un'esplosione di eventi, di buffet, c'era pure buffet di sigari, addirittura di ogni tipo, veramente. Vabbè, non è un altro mondo. Non è il caso nostro, perché la nostra tenuta facciamo un'esclusiva, ovviamente. Quindi quando sono grandi lei la vede in tutta la tenuta, ma in realtà è sempre un'esclusiva che diamo. Nel vostro caso, sì, nel nostro caso, poi insomma... Anche perché insomma Le Tabre è un ristorante appunto stellato, e quindi può fare anche dei menù, dei ricevimenti chiaramente particolari. Sì, abbiamo più offerte per chi volesse qualcosa di differente, qualcosa di più ricercato. È un po' sulla falsariga del ristorante, però su un numero più grande. Esatto, ci sono molti che organizzano eventi che vorrebbero prendere la stella perché chiaramente ci farebbe comodo, ma non è proprio la stessa cosa, quindi ci vuole un ristorante come questo che io ho già visto all'interno, gastronomico, che poi nella parte estiva ha questo splendido dehors che io non conoscevo e che è affacciato su questi canali, e poi il patron mi spiegava che praticamente la vera azienda qui non è tanto la ristorazione del catering, è proprio la produzione, se non ricordo male, di corrente elettrica. Sì, diciamo è una delle cose che facciamo all'interno della tenuta. Diciamo, oltre alla ristorazione c'è anche questa produzione continua e perpetua, diciamo, di energia elettrica, ce n'è abbastanza. Ecco, e quindi siamo in questo insomma, paradiso terrestre che presto tornerà appunto in funzione, perché in effetti devo dire questi eventi sono di grandissimo livello. Diciamo che il ristorante gastronomico all'interno è abbastanza semplice, ecco, il confronto chiaramente alle scenografie appunto di queste sale, no? Con le tovaglie bianche. Chiaramente un ristorante molto intimo, molto che dà la possibilità di dare attenzione ai nostri ospiti, e poi la parte della tenuta si cambia rispetto a quello che è l'offerta che facciamo quel giorno. Perché spazi totalmente differenti, su sale totalmente differenti. Il ristorante gastronomico, visto che siamo reduci dalle aperture solo dei dehors, sarebbe al chiuso, dovrebbe essere al chiuso, proprio per concentrarsi meglio appunto sul piatto piuttosto su quello che avviene fuori. Noi potrebbe distogliere. Noi però siamo fortunati perché la tenuta è di 10 ettari. In questi 10 ettari possiamo fare tante cose. Abbiamo una parte al chiuso e abbiamo anche questa parte, come lei vede adesso, all'aperto, e i nostri ospiti preferiscono stare all'aperto e godersi la giornata.
anche perché il panorama è unico a nostra piazza. Bene, ora io Marco Rispo l'ho sempre sentito al telefono praticamente, perché c'è stato un avvicendamento, quindi sei arrivato nel 2018? Sì, novembre, fine novembre 2018 e poi la guida ha riconfermato la stella anche in quest'ultimo anno, e quindi ha mantenuto questa stella appunto qui alle Trabe. Prima di arrivare qua? Prima ero al piccolo lago a Verbania con Marco Sacco, sono stato 3 anni con lui, il suo secondo, diciamo così. E poi la carriera è lunga, fatte tante esperienze, un po' in Spagna, Fernando Aregliano, un altro 2 stelle, ho fatto Don Alfonso chiaramente, che rimane un'icona internazionale, Lino Scarallo, ho fatto da ragazzo, da giovanissimo, ho girato parecchio, ho fatto anche diciamo alberghi importanti e ristoranti anche quelli un po' più aggressivi, diciamo così, perché la formazione passa anche dalla gavetta quella tosta, diciamo, non solo quella figa, che è una parte interessante del nostro lavoro, però diciamo, va visto tutto il mondo della ristorazione a 360 gradi per poi arrivare in contesti come questo che fanno più offerte ristorative. E oggi c'è la necessità di fare sia la parte gastronomica e sia una parte di eventistica che ti serve all'azienda per andare avanti. Ecco, come diciamo spesso, che il ristorante stellato è una sorta di specchietto delle allodole, ecco, quindi è un ristorante il nostro divertimento. Ecco, è un ristorante che solitamente non guadagna, ecco, quindi chi pensa di fare affari solamente con la stella Michelin, non è negativo tendenzialmente nel nostro caso, ma certamente i margini non sono altissimi. Quindi diciamo che è un po' come quando si fa un'opera lirica al San Carlo, no? Che costa parecchio, in realtà gli spettatori con i loro abbonamenti non riescono a pagare quello spettacolo, quindi serve chiaramente una sovvenzione, ma questo fa sì chiaramente che qualcuno ci guadagni, ecco, qualcosa, chiaramente c'è un indotto, e qui sicuramente sono questi appunto ricevimenti che vi dicevo che stanno appunto per riprendere. Quindi bene, allora la cucina delle Trabe. La cucina delle Trabe è molto personale, ha molto impatto, senza grossi fronzoli, si fa una ricerca importante sul prodotto, soprattutto locale, diciamo. Ci sono pochissimi prodotti che vengono da fuori campagna, diciamo così, qualche eccezione. È una cucina immediata, riconoscibile se c'è un po' di fantasia, ma diciamo che la senti subito al palato. C'era un'impostazione già delle Trabe o praticamente lo chef va a mano libera? No, non c'è nessuna impostazione, c'è la mia impostazione. Quindi la cucina d'autore, immagino che ci sia la parte dedicata al pesce, alla carne. Noi abbiamo la fortuna di vivere in questo territorio dove ortaggi, verdure, carni bianche e pesce sono sotto mano, diciamo così. Il territorio soffre di una mancanza sostanziale che è quella della carne rossa, no? Quella degli animali un po' più grandicelli, un po' più vissuti, non vengono prodotti in questa zona qui. Quindi noi evitiamo di utilizzarla, se non in piccoli sprazzi, in piccoli interventi. Per lo più usiamo pollo, usiamo pesce, tutti i porti che abbiamo qui a disposizione a 2 passi, quello di San Marco e quello di Agropoli. Usiamo prodotti che riusciamo a reperire nel nostro orto che abbiamo nella tenuta qua a fianco. Le galline, le uova sono le nostre, le produciamo noi. Abbiamo tantissime piante d'olivo. Adesso andremo a raccogliere tra un po' che va avanti anche tutte le piante di pomodori per la nostra conserva. Ci divertiamo, diciamo. L'orto ce l'avete? Ecco, questo ne abbiamo installato uno qui solo per qui vicino quest'anno,
solo per le piante aromatiche. Invece abbiamo un orto, quello degli ortaggi e delle verdure, ce l'abbiamo in una tenuta a pochi passi dai templi, se vogliamo, di fronte ai templi. Vedo che ci sono delle visite guidate della tenuta in corso. Sono curiose, o sono persone che vengono a vedere se possono fare del festeggiamento degli eventi. Ecco, c'è la preparazione chiaramente, che è un classico, anche perché si sta avvicinando appunto il periodo appunto della ripartenza, e quindi si sente anche un po' la mancanza, devo dire, di questi eventi. Quindi un piatto o delle precedenti esperienze che poi magari ritroviamo qui, o comunque un piatto di questi ultimi anni in cui diciamo che per deformazione non riesco a portarmi piatti da altre esperienze, perché i luoghi cambiano e in base ai luoghi, al territorio, c'è un pensiero, una produzione. Chiaramente dal lago, a 2 passi dalla Svizzera, venendo qui, diciamo, il territorio cambia, i prodotti anche, quindi diciamo quello che abbiamo fatto appena siamo arrivati è fare un piatto con la bufala. Chiaramente siamo in terra di bufale, sono più bufale che persone, come si suol dire, quindi abbiamo fatto questo spaghetto bufala che è totalmente fatto con derivati della bufala, esclusa la mozzarella, diciamo così. Noi usiamo per esempio solo l'acqua di governo della mozzarella, usiamo una ricottina leggermente affumicata del burro di bufala, diciamo è bello saporito, c'ha una nota. Buongiorno, salve. Leggermente il maître, Francesco Romano. Bene. Ecco qua. È importante che la sala. Come è fondamentale la sala, è importantissimo. La sala è fondamentale perché riesce in qualche modo a trasmettere quello che facciamo tutti i giorni, no? Tutte le nostre idee. Lui c'era già 10 anni fa. Lui c'è sempre. È stato sempre. Bene. Quindi quello lo spaghetto, quello bisogna provarlo. Spaghettone, spaghettone. Dici Domini. Sì. Un bel spaghetto, un bel grosso, diciamo così. Molto semplice nei colori, nella preparazione, ma in realtà ha una carica esplosiva nei sapori importanti. E visto che il Piccolo Lago, da dove proviene lo chef, come Atrota, sono i miei 2 ristoranti, diciamo, preferiti, a cui darei una terza stella Michelin, mi chiedevo di questi pesci di lago, se qualcosa si porta anche qui a Capaccio, Pestum, visto che siamo vicini al mare. No, lo dicevo prima, perché c'è proprio questo, anche se in realtà diciamo di fiume in questa zona qui, non in questo momento, ma nel passato si utilizzavano trote, anguille. Infatti l'anguilla ce la siamo portata perché diciamo è un collegamento con il passato, perché qui sulle foci c'erano sia anguille che trote. Ricordo con piacere dalle parti della Verbagna, come si chiama, lago di Mergozzo, lago di Mergozzo, la versione in 3 cotture, se non ricordo male, dell'anguilla, che manco a Comacchio la mangi così bene, ecco, quindi e quindi bene. Quindi sul fronte della pasticceria invece? Sul fronte della pasticceria ci divertiamo anche un po' con gli ortaggi, come in questo caso abbiamo la rapa come dessert, ma abbiamo fatto anche il ferrillo. Rapa rossa? Sì. Abbiamo fatto anche il ferrillo napoletano, il carciofo, ci divertiamo. Il pasticcere che se ne occupa. Sì. Felice della Corte si occupa della pasticceria e giochiamo, c'è sempre un rapporto tra cuoco e pasticcere un po' conflittuale, diciamo, rispetto all'approccio, però è divertente perché ti dà lo stimolo per fare qualcosa di differente. E durante questo periodo di Covid poi cosa avete fatto? C'è stato il delivery, c'è stato qualcosa del genere? No, perché il territorio non permette, insomma, un grosso delivery, quindi non ci sono tantissimi abitanti d'inverno. L'estate si popola e
quindi cambia un po' tutto. Ma fortunatamente le estati sono... poi il vero vaccino è l'estate, detto sinceramente, è il nonostante caldo, il sole, ecco, quindi il quello chiaramente, quindi eravate sempre in esterno anche l'anno scorso, quindi questo appunto Beor, e quindi lo chef durante l'inverno, chiaramente durante questo periodo di Covid, ha preparato. Sì, abbiamo pianificato tanto, abbiamo avuto molto tempo per pianificare, sì. Abbiamo anche provato qualcosa abbastanza durante l'inverno, chiaramente al chiuso e stando anche attenti, insomma, sì, certo. Però insomma la tenuta poi d'inverno vive quella parte della manutenzione che facciamo d'inverno, quindi la proprietà fa i lavori, insomma tira a luce di nuovo per l'anno dopo, no? Un po' si cambiano delle cose, ci sono dei miglioramenti. Quello è stato troppo lungo, però diciamo è quasi sempre necessario, no? In un contesto come questo dove la manutenzione è tutto. Avete fatto anche questa fase dell'apertura a pranzo recente, solo a pranzo, solo Beor, queste cose? Sì, no, all'inizio sì, era solo all'esterno. A pranzo no, noi a pranzo facciamo solo il sabato e la domenica, perché comunque la clientela non sta abituata, durante la settimana c'è poco. Quindi siete limitati al sabato e alla domenica, in quei periodi. Preferiscono andare al mare, no? A pranzo e poi la sera lontano. E la domenica invece sono quei giorni, il sabato e la domenica, dove si va anche al ristorante, questo da noi, si passa la giornata. Ma quello che potrebbe essere successo è che improvvisamente il sabato è diventato, a pranzo, è diventato un servizio che forse prima non c'era, c'era solo la domenica, ma col fatto delle restrizioni molto probabilmente anche il sabato è stato molto bello vedere questo, perché il sabato è sempre stato un po' il giorno che non stava né come festivo e né come working week, esatto. Però è cambiata questa tendenza, ma per la situazione, bisogna il fatto che certo, è cambiato un po' il mondo nel frattempo. Però io credo che quello sarà di nuovo un giorno, diciamo, morbido. Esatto, perché sembra che già da ieri sera era sabato, il primo sabato, chiusura a mezzanotte, io stavo appunto a Lavello in piazza Plebiscito e ho visto che le persone sono arrivate addirittura alle 22, praticamente a cena, la famiglia tutta riunita, il nonno, la figlia, il nipotino, eccetera, eccetera, quindi significa che c'è anche questa abitudine del sud di comunque di cenare anche tardi, ecco, che io non avevo notato al nord, e c'è questa voglia effettivamente anche di passare quindi la mezzanotte, perché da lunedì, da domani, non so cosa succede qui in Campania. Sì, mi so dal 21. Non è qua, non è zona bianca, mentre in Emilia Romagna sembra con calma. Ecco, la settimana dopo. Bene. Con questo quindi vi salutiamo, se non ci sono altre cose, anteprime, figli, figlie, eccetera, che sono anche quelle delle stelle. In realtà, ecco, non lo so. In realtà nella tenuta abbiamo aperto anche un piccolo bar che si chiama Trabbino. Trabbino. Il piccolo Trab, diciamo così. Trabbino con 2 B. Sì, no, con una B. Con una B, Trabbino. E in realtà facciamo che sulla sorgente naturale all'interno della tenuta, che trovate all'ingresso quando entrate nel parcheggio, diciamo quello abbiamo fatto un punto food semplicissimo, abbiamo recuperato quella zona, l'abbiamo allestita, ci sono dei giochi per i bambini, sì, un po' di cocktaileria, un po' di food, cose molto semplici, e soprattutto per le famiglie, per chi stanno all'aria aperta, tutto aperto. La frescura è derivata dagli alberi che abbiamo, insomma c'è anche la possibilità di bagnarsi. Sempre bagnarsi in che senso? Nella sorgente. Di bagnarsi, ecco, quindi non proprio di prendere il sole, però ecco, volendo quindi, si prende, non so se proprio in costume, ecco, quindi mi chiedevo questo, diciamo, con lo sdraio, l'ombrellone. No, l'ombrellone no, però per i più scalmanati, diciamo, c'è la possibilità. Bene, saluti quindi qui da Le Trabe, dove continua a regnare la stella Michelin con lo chef. Salve, buona giornata.